Vince la Pianese 3-1, torna dunque la vittoria alla formazione di Mister Coppi, una vittoria più tribolata del previsto questa contro il Bastia, ultima in classifica, ma oggi con tanto cuore e tanta generosità ha avuto una partita buona, l'ha giocata alla pari e si è resa molto molto pericolosa soprattutto in avvio. Coppi oggi privo di Zuppardo, fuori per squalifica, si affida alla coppia Ostoni Golfo centrali là davanti, mentre la truppa di Mister Mattoni si affida a Belli, Stirati e Bura. Ma dopo un avvio buono del Bastia, qualche tribolio per la Pianese al quarto minuto, però c'è da segnalare l'infortunio per De Feo del Bastia, costretto subito a dare forfait. Ci vogliono 25 minuti per vedere la prima vera azione della Pianese, è il lancio lungo e regolare di Ancione che libera Ostoni, lanciato verso la porta, entra in area Ostoni, ma Taiolini si salva in questa maniera, bella l'uscita dell'estremo difensore umbro. Neanche un minuto dopo è Golfo che al volo dal limite ci prova in questa maniera, ma senza problemi. Lo stesso Tagliolini blocca. Al 33esimo però, azione buona, quella che la Pianese sviluppa lungo il lato di destra. Giomarelli ben servito, arriva sul fondo, cross preciso nel mezzo dove al secondo palo ben appostato c'è Austoni che da quella posizione non può far altro che spingere la palla in fondo al sacco per il gol che dà di fatto il vantaggio alla Pianese. Alla prima vera grande occasione cinica e spietata la formazione di Coppi passa in vantaggio per 1-0. Al 39esimo non molla certo il Bastia, ma al 39esimo è il siluro dalla netta distanza di Ancione, finisce però alto nettamente sopra la traversa. Si rientra in campo, è sempre un buon Bastia, ma la Pianese ha capito subito che può andare ad affondare e chiudere di fatto i conti. Infatti al quarto minuto perde malamente palla Marchetti sulla tre quarti, Golfo ne approfitta, la botta però viene respinta sulla sinistra dall'estremo difensore umbro, recuperata da Ancioni che fraseggia con Rinaldini, azione prolungata in area di rigore avversaria davanti porta, il tiro ancora di Ancioni viene respinto, ma sempre da due passi Austoni ancora una volta ben appollaiato, insacca questo pallone per il pesante 2-0 che di fatto taglia un po' il fiato e le gambe agli avversari del Bastia. Al nono minuto si rivedono però i ragazzi di Mattoni che cercano subito di rientrare in partita. Dal corner di Locchi sbuca la testa più alta di tutti, quella del numero 6 Vilkaitis, ma la palla smorzata finisce però sul fondo. 2 minuti dopo gran diagonale di Golfo da dentro l'area di rigore, ma la palla va fuori al lato di 10 centimetri. Al 23esimo entra Bomber Sarli, non più giovanissimo, ma insomma sempre un gran giocatore per il Bastia, e si vede subito Sarli infatti serve dentro l'area di rigore Bura che davanti porta, però si fa insomma incantare prima da Benedettini e poi con i difensori che riescono a spazzar via dalla zona calda. Al 35esimo ancora Sarli cerca di sfruttare questa punizione guadagnata dal limite, ma la palla ben colpita druscia sopra le teste della barriera messa da Benedettini, la palla finisce alta sopra la traversa. 35esimo, quindi niente da fare anche in questa occasione per il Bastia che di fatto poi perde malamente palla 3 minuti dopo, con questo disimpegno perde malamente palla con Rinaldini che ne approfitta, scarica per Bartoccini davanti porta, Bartoccini non se la sente di tirare, appoggia ancora indietro per Ancione che mira all'angolino basso e con questo preciso piattone insacca il 3-0 che di fatto chiude qua l'incontro, ma non lo chiude però per il Bastia che meritatamente va a guadagnarsi il gol della bandiera al 40esimo minuto della ripresa. Infatti rocambolesca azione del Bastia in area di rigore, alla fine batti che ti ribatti, sbuca il piede di Belli che insacca il 3-1 rendendo così meno pesante la sconfitta per l'ultima in classifica. 3 punti d'oro, non bastano 4 minuti di recupero, non succede nient'altro. 3 punti d'oro per la Pianese per riuscire ad agganciare il prima possibile la salvezza matematica, e il Bastia invece esce sconfitto sì ma a testa alta dal Pianese Stadium. Ribadisco dunque il risultato: Pianese batte Bastia 3-1. Mister Mattoni, complimenti nonostante la sconfitta, nonostante l'ultimo posto in classifica. Oggi è venuta qua, ha fatto una gara onesta, si è giocata alla pari. Poi diciamo che gli episodi non sono stati a suo favore. Sì, è vero, onesta e buona, anche sotto il punto di vista della qualità.
Abbiamo giocato bene contro una squadra comunque importante, con giocatori importanti e probabilmente la differenza è stata questa. Noi abbiamo, dopo 5 minuti, dopo i 10 minuti dell'infortunio, schieravamo addirittura 5 fuori quota e abbiamo provato a tenere testa e io credo che la differenza l'ha fatta la qualità di alcuni giocatori che vestivano la maglia bianconera. Un inizio molto scoppiettante della sua formazione, ha rischiato di andare subito in vantaggio. Pianese forse un po' troppo sorniona, però alla prima occasione è passata. Nonostante quest'ultima posizione, il Bastia non regala niente a nessuno e l'ha dimostrato anche col pareggio del Poggi Ponzi. Insomma, sarà così fino alla fine. Assolutamente sì, dobbiamo dare un obiettivo al nostro lavoro settimanale, quindi la classifica oramai parla chiaro e non è modificabile, però noi è vero ci si accontenta di complimenti, ma ci deve dare qualche soddisfazione. Uscire dal campo comunque con i complimenti degli avversari è comunque una magra, ma comunque sempre una soddisfazione. Quindi possiamo concludere dicendo che il Bastia non alzerà mai fino alla fine del campionato bandiera bianca per tutti gli avversari. Assolutamente no, con me in panchina nel modo più assoluto. Grazie mister, in bocca al lupo. Mister Coppi, una vittoria importante. Dopo 4 turni e un solo punto c'è stata questa inversione di marcia, ma non è stato facile, soprattutto perché il Bastia, vero ultimo, sì, però insomma oggi ha dato del filo da torcere. Sì, bisognava ricominciare a vincere perché ecco, la classifica sino diventava precaria, lo è ancora, però insomma, questi 3 punti ci danno sicuramente un'iniezione di fiducia. Non era facile perché, come hai detto te, il Bastia soprattutto a inizio partita ci ha creato dei problemi, poi dopo ci siamo registrati, siamo riusciti a trovare il gol e forse ci ha spianato un pochino la strada, poi siamo andati all'inizio secondo tempo sul 2-0 e dopo abbiamo controllato la partita. Sì, soprattutto all'inizio un po' ha sofferto la Pianese, soprattutto le offensive dell'avversario. Che è successo? Non è scesa molto concentrata la sua squadra in campo oggi. No, avevamo pensato di utilizzare un certo tipo di modulo perché si pensava che loro ci aspettavano la loro metà campo, invece hanno giocato abbastanza spregiudicati e siamo dovuti intervenire, ho cambiato delle posizioni in campo, insomma ci siamo messi un pochino più in equilibrio. Note positive, sicuramente la doppietta di Ancione, l'assenza di Zuppardo insomma ha potuto dar spazio a questi giovani, c'è stato anche un esordio in assoluto di Ctella, seppur per 3 minuti, insomma c'ho speranze per il futuro. Sì, no, sono contento sicuramente per la doppietta di Gianluca. Poi oggi un super Ancione, bisogna ricordarlo. Sì, no, ma credo che tutta la squadra oggi abbia fatto una buona partita. È chiaro che se un attaccante riesce a fare 2 reti siamo contenti, insomma, noi lavoriamo per far fare gol agli attaccanti. Ancione si sa che quando sta bene sicuramente è un valore aggiunto e sono contento anche di aver fatto esordire quel ragazzo del 98 che se lo merita. Dunque domenica c'è Villa Biagio, altra sfida salvezza, diciamo quota salvezza ancora non raggiunta, manca l'ultimo sforzo, mister. No, ne manca tanti di sforzi. No, è una partita delicata, sono scontri diretti, però insomma andiamo con la consapevolezza di giocarcela con tutte le squadre, quindi sarà una partita sicuramente dura perché loro, anche se oggi hanno fatto un ottimo risultato, sono anche una buona squadra, quindi vorranno vincere come lo dobbiamo vincere noi, insomma. Ultimissima cosa riguarda appunto Zuppardo, domenica sarà rientrato dalla squalifica non al 100% e soprattutto un po' in crisi di gol, pensi sia solo un problema momentaneo? Spero che sia solo un problema momentaneo, spero che già da domenica ricominci a fare gol perché, come ripeto, noi lavoriamo per far gol agli attaccanti e gli attaccanti ci devono dare questa soddisfazione.